Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario del vostro Marietto veneziano. Oggi vi dico già che la live con le Sibille Pendolino, che di solito c'è alle 4 con il De Garda, si è spostato via eccezionale alle 3, quindi chi vuole unirsi nel canale YouTube del Marietto veneziano per poter offrire queste live gratuite con il Pendolino e le Sibille di De Garda dovrebbe collegarsi alle 3, alle 15 ora italiana, perché purtroppo abbiamo avuto un piccolo problema tecnico. Quindi lo ripeto, alle 15 nel canale vostro Marietto veneziano per Pendolino e risposte gratuite live con le Sibille di Hildegarda. Quindi detto questo, poi chi ha seguito il Marietto ieri ha visto, ciao Lara, grazie di esserti unita, chi ha visto ieri una piccola live del Marietto ha tentato col casco e il Bluetooth di collegarsi a Face, ma è stato un tentativo un pochettino farlocco, non ha reso l'idea, cioè praticamente non si sentiva bene il sonoro, quindi questa cosa mi sa che dovrò raddrizzare un po' il tiro. Lara, scusa, si sente bene? Se puoi dirmi se si sente bene, così che non... Ciao Sara, grazie Sara di essere unito. Poi ieri, poi un'altra cosa importante che bisogna dire, che nelle live alcune volte alcuni arrivano prima, scrivono la domanda, mi è già capitato un paio di volte di vedere questa cosa, ma non si vede nella chat. Questo è molto probabilmente un problema nel fatto che usando StreamYard che si collega al tubo c'è qualche piccola discrepanza lì e quindi si possono perdere delle domande. Chi arriva molto prima molto probabilmente fa la domanda, ma alcune volte potrebbe anche non vederla. Grazie Lara che... Ecco, detto questo. Poi un'altra cosa, ieri qualcuno mi ha chiesto se esistono dei circuiti per vedere se un'amicizia è buona o meno. Beh, la prima cosa chiaramente è da usare il pendolino e chiedere sì e no, no? Il quadrante radiostesico per il sì e no si chiede, perché capite, a me è capitato spesso di incontrare persone che erano mandate o erano narcisisti, che magari i primi 6-7 mesi sembravano persone veramente corrette, anche 1 anno, 2 anni, e poi dopo usciva la propria vera natura, non riuscivano a mentire e quindi si smascheravano. Quindi potrebbe essere anche che alcune volte col pendolino vi dice subito di no e sembra una cosa incredibile, perché voi pensate, caspita, ma questo qui è veramente un amicone e quanto. Quindi l'ideale sarebbe sempre di attivare il circuito per togliere i legacci negativi e trasformarli in positivi, così se qualcuno vi gira intorno ed è un attimino sopra le righe o noioso, automaticamente viene tolto adagio adagio. Quindi questa è una cosa molto importante da fare, cioè in teoria questo circuito bisognerebbe sempre tenerlo attivo con dentro la vostra fotografia. Si può scaricare o nel sito capitano.altavista.org o tranquillamente nei gruppi di Facebook di Hildegarda Marietto veneziano. E questo è quanto. Poi un'altra cosa importante da dire, lo diceva anche Rudolf Steiner, lo usa anche la Chiesa Cattolica. Ad esempio la Chiesa Cattolica usa far pregare per i morti. Rudolf Steiner la stessa cosa, diceva che per i propri defunti bisogna in un certo senso, come si suol dire, pensare bene, trattarli come se fossero lì, perché queste energie, queste anime sentono la benevolenza che abbiamo per loro. Il problema che cos'è? Non è per quelli buoni, il problema è per quelli cattivi che oltre che andare nel basso astrale molte volte magari hanno fatto delle marachelle e quindi cosa succede? Succede che magari nella vita sono persone potenti che fanno un po' paura a tutti a livello materiale chiaramente, no? Però quando poi se ne vanno, no?
magari negli ultimi mesi della loro vita, negli ultimi anni, ne hanno combinate così tante che non possono più saltare giù dal trono o da quella cosa che avevano creato, quella struttura. Vorrebbero scappare, ma ne hanno combinate così tante che se gli altri li prendono, li flagellano, no? E quindi sono praticamente in una forma di arrocco, di scacco matto perenne, no? Io ho conosciuto parecchi di questi che quando avevano capito, dopo aver comprato palazzi, case, essere diventati ricchissimi, dopo aver capito che tutto quello che avevano araffato in modo criminale nella vita non gli era servito altro che costruirsi uno scivolo per il basso astrale, cercavano di pararsi fondoschiena. A quel punto chiaramente il karma è troppo tardi. Infatti mi ho spiegato che il mio babbo non li voleva mai toccare quelli lì, perché diceva se c'è del karma nero per strada questi ce lo raccolgono, ce lo spostano via, no? Questo quindi è molto importante. Il problema che cos'è? Che io ho visto gente che se n'è andata a questo piano astrale che dopo morto, no? Dopo la funzione religiosa che gli avevano fatto con tanto di show, no? Si nascondevano, cioè praticamente davano l'ordine a qualcuno di andare a togliere la propria fotografia, il proprio nome, il cognome sulla tomba. L'ho proprio visto con i miei occhi, perché ero passato lì casualmente a vedere dove era stato messo, e casualmente, no, avevo visto che prima c'era e dopo un anno e mezzo la tomba, un tombino, c'erano il padre e la madre, ma lui era stato tolto, un tipo che nella vita ne aveva fatti tutti i colori. E poi aveva dato, perché questo? Vi dico, perché come vi ho spiegato l'altro giorno, ci sono gruppi misterici, no, che ti lasciano vivere fin quanto vuoi, nel senso ti fanno fare tutte le marachelle che vuoi nella vita, no? Però poi quando tu passi dall'altra parte, con calma ed eleganza, magari dopo 2 o 3 anni che te ne sei già andato, che praticamente anche i tuoi della cordata se ne fischino, praticamente non servi più, ti vengono a cercare. Poi non ci crederete, ma ci sono generali dei servizi segreti, no? Che prendono il phone, cioè il telefono, e vanno a cercare i tombini, gli fanno una bella foto, poi vanno a casa, prendono dei bei circuiti o tutto quello che loro conoscono a livello magico e si vanno a riprendere questi qui e li impacchettano nel subconscio delle persone. Quindi capite che quando certi personaggi usano le logge massoniche per far strada, oppure come Franz Bardon spiega bene nel Mago Frabrato, questi furbetti del quartierino, ci sono altri che magari non sanno una pagina più del libro, ma magari vivono in modo modesto, che a un certo punto della loro vita, dopo 30-40 anni, si alzano, prendono il cellulare e vanno nei cimiteri a cercarli. C'è chi è furbo, pensa di essere furbo e si fa togliere dai cimiteri, altri invece che ormai sanno che non potranno mai scappare, anche perché in alcuni gruppi misterici esiste la legge del 5. Cioè se tu fai il birichino con uno, loro ti vanno a prendere madre, padre, figlio, nonno, insomma tutti quelli che riescono a pigliare. Chiaramente all'inizio queste persone che fanno i birichini per 30 denari, no? Non sanno di questo discorso, vogliono vedere lo yacht, la casa San Moritz, la casa a Monte Carlo, magari truffare lo Stato e non pagare le tasse, magari essere amico di qualche politico importante e andare a fare qualche messa nera, sapete, quelle cosine lì, no? Poi a un certo punto cosa succede? Che nel cammin facendo qualcuno gli spiega com'è il Vangelo e allora incominciano a arrampicarsi sui vetri e cercare soluzioni, ma ormai il loro karma è così nero che non possono fare, come dice, ammenda, no? C'è anche il caso opposto, no? Qualche anno fa noi eravamo dentro un gruppo misterico, un nostro amico tramite una veggente è stato contattato da una sua da un suo amico che era morto a tanti rotti anni, lui è andato a fare una fotografia al cimitero, ha dato la foto e l'abbiamo messo dentro in circuiti protettivi, cioè non è che c'è tutto nero, c'è anche la possibilità in un certo senso di essere aiutato, ma perché? Perché ci sono persone che hanno un karma
che di conseguenza gli permette di fare queste operazioni. Vi racconto una storiella della Casa dei Sogni. In questa Casa dei Sogni c'erano delle parti delle forze dell'ordine che erano pagate dallo Stato per poter controllare chi viveva, chi lavorava lì, no? E anche i clienti. E cosa è successo? È successo che uno si è licenziato ed è stato assunto dalla Casa dei Sogni. Questo ha fatto una carriera mirabolante, però doveva fare certe cose brutte, doveva fare delle biricchinate a dei santi, a delle brave persone. Il problema è che gli avevano detto che quelle brave persone erano cattive e lui è andato avanti fino a un certo punto. Poi è arrivato a un punto che il karma ha ceduto e ha incominciato a capire che aveva un tumore allo stomaco. Allora cosa è successo? È successo che quelli che l'avevano, quel gruppo misterico, chiamiamolo gruppo misterico per dargli un tono, no? L'aveva in un certo senso assoldato, gli è andato a bussare alla porta e gli ha detto: vedi, noi ti abbiamo fatto lavorare tanto e ti abbiamo pagato di qua e di là, però quelle persone che tu hai massacrato erano dei santi e adesso tu andrai in un brutto posto. Lui, che aveva 8 mesi di vita, a un certo punto, sapete, con un tumore nello stomaco uno comincia a farsi un grande punto di domanda. Allora cosa è successo? Lui a un certo punto è andato a chiedere scusa da questi santi, da queste persone alte vibrazionalmente, no? Che aveva massacrato per tanti anni. Questi chiaramente non sapevano di cosa parlasse lui, perché fondamentalmente non lo avevano, tra virgolette, mai visto, e lui impazziva sia dal tumore sia dal fatto che aveva sempre colpito gente, ma questi qui neanche se ne erano accorti. Morale della favola, io sono andato a parlare col capo della banda di loro, no? E gli dico: ma scusate, ma perché gli fate queste cose a questi poveracci che in fondo sono dei poveracci? E lui mi ha risposto: vedi, questi, se fanno questo a voi che siete dei santi, figurati a noi cosa ci farebbero, che siamo dei porci. Cioè il succo è che molte volte gente che si vende a questi gruppi misterici neri o della mano destra, molte volte non si rendono conto che alla fine loro stessi, come nel mago frabrato, no? Vengono mangiati o fagocitati dai loro capigruppo, proprio perché dicono: se fanno questo a uno con santo, figuriamoci noi, se potessero cosa ci farebbero. Capite? Quindi quando uno entra in questi gruppi, se non ha capito bene da dove arriva il vento, poi alla fine, prima di tutto, la pensione la vede male, anche perché molti arrivano a pensione e poi li spengono. E in più il problema è che i loro capi stessi le usano finché non servono più, cioè in altre parole ti danno la macchina, il palazzo, il posto gratuito per i figli e poi di lavoro, e poi alla fine ti portano il conto. Quindi chiunque si vende a questi tipi qua, alla fine ogni tanto, come non so se avete visto sul tubo che c'è qualche banchiere che va giù dal terzo o quinto piano, quelle cosine lì così, no? Purtroppo la gente quando gli spiega certe cose pensano che siano barzellette, ma nella realtà la cosa funziona così. Quindi la prima cosa è stare lontano da questi gruppi, ma quando sei dentro questi gruppi alla fine è difficilissimo anche uscirne, proprio perché praticamente il karma ti tiene incollato lì. Comunque ci sono, come ripeto, gente che alla fine anche da morto cerca di scappare facendo, l'ho visto con i miei occhi, uno che sapevo che era di quei birichini lì, sono andato dopo un po' di tempo, avevano ripulito la tomba, in altre parole avevano lasciato la foto, il nome e cognome, la data che se n'era andato per lo show della messa. Dopo qualche tempo era rimasto solo suo padre e sua madre e lui era sparito, no? Aveva dato l'ordine ai suoi subalterni di farlo sparire, proprio perché ha paura che qualcuno dopo un anno o due si alzi, prenda una macchina fotografica, gli vada a fare una foto sul presente e poi inizi un lavoro di
pulizia karma, come si chiama in certi ambienti. Quindi, cari amici, quando uno inizia e si vende a questi gruppi, che adesso hanno preso il nome di gruppi massonici, ma in realtà ci sono gruppi massonici serissimi e gruppi invece che prendono il nome di gruppi massonici, ma con la massoneria vera e propria non hanno niente a che fare. Quando uno entra in questi gruppi, che sia un farmacista, che sia un dottore, perché un giorno poi vi racconterò anche di un certo dottore, io non dico niente, non dico nome e cognome, però di nome fantasia Franz, no? Un certo Franz, con l'accento svizzero tedesco, che fra pochi anni molto probabilmente lascerà questo pianeta e lo sta aspettando qualcosa che a livello eterico non è mai stato costruito, proprio il top della gamma, proprio qualcosa nel basso astrale, che proprio perché ha fatto disastri a livelli mondiali indescrivibili. Comunque tutti in questo momento tremano davanti a questo Franz, proprio perché lui, per essere un medico, quando fagocitava i propri clienti prima con l'agopuntura e poi con l'ipnosi, ne combinava di tutti i colori. Però questo è tema per un'altra pillola del vostro Marietto, che chiaramente sapete che sono tutti racconti di fantasia, perché sapete che il vostro Marietto scrive ebook di fantasia, quindi non andate a dire in giro che il vostro Marietto dice queste cose, perché io nego, io se c'ero dormivo, sono tutte favole che vi sto raccontando. Però se vi chiamate Franz e siete un dottore e non abitate in Italia, abitate dove sono io, più o meno fra qualche anno, perché ormai siete ricotti sui 90, se non siete già partiti sapete che non c'è bisogno di nascondere la vostra fotografia, perché avete già una trentina che vi stanno puntando. Quindi il disegno è così, no? Quindi mettetevi sotto i circuiti radionici per tagliare questi legami perniciosi, e se c'è qualcuno che vi dà noia, adagio questi circuiti. Ciao Simonetta, grazie di esserti unita. Quindi queste sono piccole pillole che il vostro Marietto vi dà. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale YouTube del Degardo e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Face, che chiaramente noi abbiamo i migliori iscritti del pianeta. E se volete dei circuiti, il capitano.altervista.org, ci sono più di 147.000 ebook che sono stati scaricati, più di 1,5 milioni di circuiti dati gratuitamente dal Marietto Veneziano e da tanti altri. Quindi cari amici, grazie di avermi seguito, ci vediamo oggi alle 15 nel canale YouTube del Marietto Veneziano, coadiuvati da Hildegarda, o Hildegarda coadiuvati da Marietto Veneziano, per questa stese di Sibille pendolino gratuito. Grazie. Mi raccomando, educazione, perché ci sono alcuni che pensano di venire ed essere in alcuni gruppi di ciarlatani. Forse sì, è vero, ci sono gruppi di ciarlatani, ma il nostro non è di quello stile, no? Quindi chi vuol venire è ben, come si suol dire, benvenuto, però educazione e rispetto verso tutti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!